Amici di Habitat, oggi siamo recati per voi in Trentino, al confine con il Veneto, per visitare le zone minerarie. Le miniere dell'Alta Valle del Mis sono molto antiche e si parla di quelle di Vallalta sin dalla fine del XVI secolo, ma di sicuro vi furono operazioni minerarie dal 1712 per estrarre mercurio. Poco distante dall'altra sponda del torrente troviamo la miniera di mercurio di Terrabugio, parzialmente ostruita da un muro per evitare l'accesso alla gente. La zona, completamente immersa nel bosco più fitto, è raggiungibile comodamente da un sentiero che parte da Sagromisse e raggiunge il torrente nei pressi dei forni minerari e delle gallerie suddette. È assolutamente sconsigliabile avventurarsi dentro questi anfratti per via della rischiosità di questi tunnel. Per informazioni maggiori vi invitiamo a contattare le autorità turistiche locali o il gruppo speleologico di Feltre, con i quali vi lasciamo gli indirizzi nelle note sotto.